In questi giorni si parla molto di cereali in riferimento alla guerra in Ucraina. Ma come si presenta nel Veneto la situazione a pochi giorni dall'inizio della mietitura dei cereali autunno-vernini? Lo chiediamo al dottor Renzo Rossetto di Veneto Agricoltura. Che previsioni ci sono sui raccolti? Le previsioni non sono molto buone per i cereali autunno-vernini. Purtroppo praticamente tutti hanno sofferto del periodo siccitoso che c'è stato nella seconda parte dell'inverno, nei mesi di febbraio e marzo. Soprattutto la colza ha patito molto questa situazione. Durante la primavera si sono un po' riprese con le piogge, ma i caldi, le elevate temperature, il caldo che c'è stato nelle ultime settimane ha nuovamente messo in difficoltà le colture, provocando degli stress idrici, per cui soprattutto per i frumenti ma anche per l'orzo si prevedono che delle rese saranno in calo rispetto all'anno scorso. Adesso è ancora presto da quantificare, ma probabilmente un 5-10% di riduzione ci sarà, in attesa appunto che partano la prossima settimana i raccolti. Possiamo fare una distinzione sugli investimenti, cioè quali sono le produzioni che hanno prevalso? Adesso sono quasi conclusi le semine anche della soia di primo raccolto, anche se ci sono alcune zone nel Veneto, soprattutto nella parte più nord-orientale, in cui non sono ancora riusciti a seminarla a causa delle mancanze di piogge. Però nel complesso possiamo dire che i frumenti quest'anno hanno incrementato le superfici coltivate di circa un 10%, il frumento tenero probabilmente ritornerà sopra i 100.000 ettari investiti, e il frumento duro anche ha avuto un incremento solo un po' più lieve, ma ritornerà attorno ai 15.000 ettari con un incremento di circa il 5%. Anche l'orzo ha leggermente aumentato le superfici, mentre la colza ha avuto un leggero calo, ma d'altronde l'anno scorso aveva toccato il record di superfici coltivate. Probabilmente sarà in calo anche il mais, una riduzione compresa fra il 5 e il 10%, dovrebbe scendere di nuovo sotto i 140.000 ettari, ovviamente intendo mais granella. Poi ci saranno circa un 30-35.000 ettari di mais ceroso, mentre la soia era prevista in leggero aumento attorno al 5%, dovrebbe invece ritornare sopra i 140.000 ettari, probabilmente si aggirerà attorno ai 145.000 ettari coltivati. Concludiamo con i prezzi ritornando poi anche al discorso iniziale, quindi come si presenta anche in prospettiva, visto quello che sta succedendo in Ucraina. I prezzi erano già in aumento a partire da metà dell'anno scorso per problemi e situazioni strutturali del comparto dei cereali a livello mondiale. Ovviamente da inizio anno e poi con l'inizio delle operazioni belliche in Ucraina hanno avuto un ulteriore incremento. Attualmente il prodotto che ha avuto i maggiori aumenti è stato il mais. A inizio anno era quotato nelle principali borse del nord Italia sotto i 300 euro a tonnellata, e adesso ha toccato un massimo un paio di settimane fa a 400 euro a tonnellata e si è stabilizzato appena sotto sui 380 euro a tonnellata, quindi ha avuto un incremento di 100 euro in questi mesi, più o meno il 35% da inizio anno. Anche frumento e soia hanno avuto degli incrementi rilevanti di circa 80 euro a tonnellata rispetto ai prezzi di inizio anno, con percentuali di crescita però meno rilevanti. Il frumento attualmente ha una quotazione appena sotto i 400 euro a tonnellata, con un incremento attorno al 25% rispetto a gennaio, e mentre la soia ha toccato quasi 700 euro a tonnellata e attualmente i prezzi sono appena al di sotto, con un incremento di circa il 15%.